Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Cerimonia di apertura devastante, 30 secondi meravigliosi con un effetto grafico a dir poco afrodisiaco. Ragazzi, ci siamo, Olimpiadi di Milano e Cortina, io sono stragasato perché amo le Olimpiadi, quelle estive, invernali, qualsiasi cosa, sono in casa. Giochiamo in casa, quindi abbiamo vinto finora tutti i medaglieri possibili. Non posso mancare questo. Cioè, è fondamentale, ragazzi, anche perché dopo queste Olimpiadi voglio portare le Olimpiadi retro, quindi tutte quelle vecchie, diciamo quantomeno quelle che ho vissuto di più, con più enfasi, con più, diciamo, passione. Allora, raga, questo è il calendario olimpico per Milano e Cortina, 26. Intanto partiamo dai bonus. Finalmente anche noi abbiamo un bonus, però solo in una disciplina ho scelto sci alpino. Quindi se becco l'oro in una qualsiasi disciplina dello sci alpino, mi prendo 2 ori. Se becco l'argento, ho scalo ad oro e anche l'argento, bronzo, bronzo e argento. Quindi lo sapete, insomma, questo è il bonus. Però ragazzi, sono potenze incredibili. Insomma, chiaramente non possiamo non dare i bonus alle nazionali, quelle diciamo devastanti nei rispettivi sport. Ecco. Quindi vediamo, USA c'ha snowboard, sci alpino, freestyle e hockey. Esempio, Stati Uniti, mettiamo caso, Stati Uniti arriva seconda, e Italia terza, Stati Uniti si becca oro e argento, Italia argento e bronzo. E dopo l'altro, chi è arrivato, chiaramente con le nazionali, tipo non so, mettiamo che terza c'è la Svezia, ovviamente la Svezia si becca il terzo posto, quindi questo è chiaro. Ma dopo, come sempre, è più facile in game. Comunque ci sono le Olimpiadi che sono sempre, insomma, diciamo, una delle serie cult del Cume, perché ho cominciato nel 2004 da solo a fare questa cosa, quindi c'è la playlist Olimpiadi e trovate tutto. Ehm, quindi negli Stati Uniti chiaramente ha tantissime discipline, che se non è diciamo la più forte come le Olimpiadi estive, c'è un altro spauracchio incredibile, è della Norvegia, che è vero che è solo una disciplina dove è super fondo. E biathlon, aspetta, mi sono dimenticato però. Scusate ragazzi, c'è anche il biathlon, eccolo qua. Vedi, piccoli, piccoli vaneggi come indiani. Ok, quindi nel biathlon, diciamo che biathlon e sci di fondo però sono le discipline con più gare, quindi so cazzi. Diciamoci le cose come stanno. Sarà durissima, scusate, piccole. Eccolo qua. Boh. Quindi la Norvegia è la grande favorita, ovviamente con fondo e biathlon. Poi abbiamo l'Austria con sci alpino, quindi qua tra USA, Italia e Stati Uniti, tra USA, Italia e Austria sarà un bel duello per lo sci alpino. Olanda, ovviamente, short track, tutto quello che è pattinaggio. Germania, bob e slittino. Canada, hockey. Anche gli Stati Uniti c'ha comunque l'hockey. Finlandia, salto da trampolino. Finlandia, salto da trampolino. Ehm, Giappone, salto da trampolino, scusate. E Italia, appunto, sci alpino. Scusate se sono ancora influenzato. È tardi, quasi l'una. Buono, raga, quindi questi sono, diciamo, i bonus. Qua invece abbiamo la giornata 1, quindi si parte col biathlon, ovviamente, con Torino, col gioco di Torino 2006, poi anche il bob Torino, slittino Torino, poi Winter Game il curling e ancora Torino per lo sci di fondo, quindi ragazzi qua non stare attenti perché rischiamo il cappotto norvegese. Poi giornata 2 abbiamo il pattinaggio di velocità a Vancouver, quindi andiamo a giocare appunto con Vancouver. Curling sempre Winter Game, Vancouver trampolino a squadre e short track sempre Winter Game. Poi abbiamo short track Winter Game, giorno 3, biathlon Torino, biathlon ancora ehm, Winter Game, bob Vancouver e skeleton Vancouver. Poi ragazzi andiamo con ancora biathlon, il biathlon è pieno ragazzi, chiaramente saranno le stesse gare, solo che per rendere tutto reale ho messo comunque tutte le varie differenze tra la staffetta e le 2x6, queste cose qua. Il biathlon e lo sci di fondo sono due discipline bellissime che come si dice, da giocare, quindi come si dice, una bella sfida, ecco, appunto, soprattutto contro i norvegesi. Poi abbiamo l'hockey su ghiaccio, NHL, Vancouver slittino e Torino slittino e combinata nordica Torino. Poi abbiamo biathlon ancora a Torino, qua in alto abbiamo biathlon Winter Game, qua abbiamo Slopska style ski, una roba che insomma, comunque su step o steep, adesso sempre quella scelta, half pipe sempre steep, pattinaggio di velocità Torino, poi tutto Torino con pattinaggio, trampolino e biathlon, steep o step sci alpino a squadre e combinata, perfetto. Poi abbiamo il biathlon a Torino, Winter Game, ancora biathlon e Vancouver con lo snowboard parallelo. Poi abbiamo Vancouver snowboard,
discesa libera Torino, Super G Torino, slalom speciale Torino, slalom gigante Torino, chiaramente maschile e femminile DEU. Big Air o Big Air, lascio sempre voi la scelta, step o steep, e ski cross, ancora steep. Poi abbiamo giornata 9 che è l'ultima, tantissima roba, NHL, l'hockey, Winter Game il curling, discesa libera Vancouver, Super G Vancouver, slalom speciale Vancouver, slalom gigante Vancouver, sci di fondo Torino, tutto Torino, Winter Game short track, freestyle salti Vancouver, half pipe, slopestyle steep e sci di fondo la 50 km che va a chiudere tutto Torino. Quindi ragazzi, abbiamo tante canne al fuoco, 9 giorni di passione. Le ultime Olimpiadi sono Beijing 2002, dove vinciamo per soli 2 ore dalla Norvegia. E niente ragazzi, quindi qua vediamo poi i medaglieri vecchi. Pyeongchang, qua ho vinto ancora, sempre con la Norvegia seconda. Tokyo, qua, e parliamo di quelle estive, vabbè, quelle estive chi se ne frega adesso. E niente ragazzi, adesso abbiamo Milano e Cortina. Iniziamo con la giornata numero 1. La spiegazione del calendario barra bonus è sempre complicata. In game è tutto più semplice. Si parla Milano e Cortina 26 e si gode. Raga, mi sono appena gustato la cerimonia d'apertura di Milano Cortina 26, quella vera, qualcosa di incredibile, ma l'Italia soprattutto e tutti, quindi lo sappiamo, di un'eleganza, di una classe meravigliosa. E adesso con la cerimonia invece cumendiana delle Olimpiadi di Milano e Torino partiamo con il calendario olimpico, giorno 1, in cerimonia d'apertura. E appunto abbiamo 4 prove di biathlon, se non erro, 2 di bob, poi no, 2 di bob, curling e skeleton mi pare. Vabbè, dopo guardo. Comunque ragazzi, sono troppo teso, intanto devo concentrarmi sulle 4 di biathlon, perché ragazzi è già sfida con la Norvegia, è già sfida con i grandi norvegesi che hanno il bonus, l'unica squadra ad avere il bonus sia fondo che biathlon. Siamo a Cesana San Sicario ragazzi. Benvenuti alla gara di biathlon di Cesana San Sicario. Iniziano i peli come bianche. Si comincia. L'italiana si prepara. Eccoci qua raga, scusate, piccolo vaneggio mondiale. Vai Fiori. Si parte. Inizia l'Olimpiade Cumendiana, signori. Qua la Norvegia domina, siamo a livello massimo, livello difficile. Devo subito stancarmi, devo dosare un po' le forze, raga. L'Olimpiade purtroppo si gioca tantissimo sul fondo e via, perché sono le discipline con più medaglie, quindi è normale. C'è tensione. Sono 9 giorni a dir poco devastanti. Sta dando il meglio di sé, lo si vede. Il pericolo è ovviamente che alla fine resti senza fiato. Non posso perdere i piedi in casa, c'ho anche il bonus dello scelpino. Buon ritmo adesso. Sprintiamo. No, sbaglio come andiamo. Devo prendere la mano di nuovo. Le prime gare sono pericolose per quello. Devo stancarmi adesso. 4 prove così. Poi abbiamo 2 sci di fondo sicuro. Ok. Adesso bello. Si passa al tiro da posizione sdraiata. Ai. Sì. Veloce. Secondo centro. E centro. Ed ancora Solo un centro. Solo rete. Dai. 0 errori. Ottimo. Ottimo direi. No, ogni gara è imprevedibile ragazzi. Abbiamo dato tantissima carne al fuoco. Sono partite le Olimpiadi ragazzi. Vai raga. Vai, prenditi vecchia mia, dai. Vai. Qua sprintiamo, qua bisogna sprintare. Sta mantenendo adesso un ritmo elevato. Speriamo che tenga anche la sua condizione. Il tempo intermedio sembra essere buono. Linee non ottimali. Si vede che devo riprendere la mano. Però sono medaglie, speriamo bene.
La Norvegia la voglio fuori da tutto. Sì, sembra che sia completamente tranquilla. Spostati. Proprio per il tiro in Vai, piedi è vai, necessario vai, mantenere una mano ferma. Il primo è andato bene. 3 centri. Continua così. Vai. Non è facile adesso, li ho azzeccati tutti, ma non è semplice, ragazzi. Ve lo posso confermare in tutte le lingue del mondo. Non becco l'oro. Devo prendere molto le misure. Non possiamo vincere tutte, che lo sappiamo. Non è qua. Non vedo neanche gli sprint qua. Purtroppo. Vai, ultimo rettilineo, vediamo. Dai. Dai, Vecia mia, dai. L'oro secondo me è impossibile. Tiri senza errori. Buona corsa. Può Vediamo. essere soddisfatta. Sì. Prime penso medaglie. anch'io. Però mi devi dire la classifica. Ecco. Ah, ok, ho preso paura. Allora, la Norvegia incredibilmente non c'è godo. Austria, Slovacchia, Russia. Seconda prova in tutto questo non mi sono fatto. Ad un buon atleta del biathlon è richiesta sia una buona condizione fisica che la necessaria concentrazione ed un buon comportamento tattico. E questa combinata Vai. che rende così interessante il biathlon. Questa No, è la sua però devo partenza. vedere- Vediamo No, in che no, forma no. si presenterà oggi. Un moment però. No. Scusate. Una prestazione convincente quella che vediamo adesso. Il ritmo è elevato, sì. Se mantiene queste prestazioni avrà buone possibilità. Subito in Italia. Non Con protagonista questa in lentezza casa. i suoi passi sembrano un po' stanchi. Chiaro. Mantenere il ritmo nel tempo non è facile. Sono partito troppo forte. Subito. Calma ragazzi, calma. Devo un attimo prendere la mano. Calma, relax. Sono sempre partiti un po' male. Ha un ritmo veramente veloce. Beh, speriamo che non esageri. Dai, tu sei il tuendone. Sei il re del medagliere. Una velocità convincente. Sì, se dopo avrà ancora delle riserve nascoste, buono. potrà aspirare ad un buon piazzamento. Purtroppo non fanno più giochi delle Olimpiadi, comunque è una vergogna. Qua spinge. Adesso riposarmi però perché sennò non sparo malissimo. No. Piano. Erroraccio. Adesso si passa al tiro Siamo da posizione primi, ma- sdraiata. Siamo copai. Eccezionale. No. Ed ancora un errore. Anche questo. Bene. Un errore, vado veloce, errore. ma sono stanco. Credo che possa sopravvivere. Purtroppo mi piglio un po' di penalità che non dovevo, però va benissimo adesso. Dai, mi sto spingendo tanto, devo capire anche le misure, ma a livello difficile è tosta, ragazzi. Un inizio orripilante, questa peggio forse di prima. Relax. L'Italia ha molta pressione con le Olimpiadi in casa, Cortina e Milano Cortina, lascio voi la scelta. Mi capire il secondo intertempo. Eccellente tempo intermedio. Il tempo in realtà. La linea non è perfetta. Vai.
Cerchiamo di sparare bene, un errore purtroppo. Ed adesso il tiro in piedi. Dopo queste 4 gare diamo un po' il calendario, Il primo è andato bene. Secondo centro. E centro. Godo. Ah, senza errori riprende la gara. Dai, bella mia. Ci stiamo giocando tanto, beh. E comunque per la Cirilona contro ancora Baresi, ragazzi. Un momento incredibile, vabbè. La compagnonia tomba, ciao. Godimento purissimo. Vai, sono concentrarci su queste Olimpiadi però. It's fantastic. Dai, la vedo dura, la vedo durissima. È dura. Sì, ha migliorato la sua prestazione. Vediamo, dobbiamo sperare. Vedremo. Relax. Ma che buono. Ancora quarti. L'unica consolazione è che la Norvegia è fuori dai radar per il momento, e la cosa mi gasa. Anche la Norvegia non piglia medaglie. Abbiamo Cina oro, Austria argento, Olanda bronzo. Ma noi ancora 7. Ancora 2 gare, però non tanto via per andare a fondo. Però sì. Vai raga. Si parte. Una prestazione convincente quella che vediamo adesso. Il ritmo è elevato, sì. Se mantieni queste prestazioni avrà buone possibilità. Più concentrato, adesso basta pensare alle Olimpiadi passate, ora vogliamo la vittoria. Una velocità adesso estremamente elevata. Sì, ma così si stancherà presto. Stai E si buono. potrebbe ripercuotere anche al poligono. Sta buono. Dai che va bene. Comunque incredibile, ho perso tutto nell'ultimo settore, i primi 2 settori ero primo. Andiamo adesso. In pista finora è stata molto convincente. Vedremo adesso come se la cava con la carabina. Eccezionale. Ed ancora un centro. E anche Senza veloce, errori. dai cazzo. Eccezionale. Dai pure. Dai. La salita non mi conviene per lo sprint ovviamente. Dai. Qua voglio almeno una medaglia, Inizio in sordina come a Parigi, Wow, in questa forma sarà quasi impossibile batterlo. Il cronometro si ferma solo all'arrivo, ma finora sembra tutto fantastico. Ragazzi, l'Olimpiade italiana è dura, perché qua di solito qualche medaglia anche d'oro la porto a casa. Vabbè, c'è tutto più combattuto, noi godiamo di più. Sì, sembra che sia completamente tranquilla.
Proprio per il tiro in piedi è necessario mantenere una mano ferma. Fantastico! Secondo centro. E centro. Buono, abbastanza veloce, dai. Dai, amore mio, dai. Dai, dai. Un po' di sprint, però facciamo fatica, raga, Dai. Dai, siamo... non lo so, 58, siamo fuori dalle medaglie questa volta. Può essere soddisfatta della sua miglioro, prestazione, però. perfetta al tiro. Forse avrebbe dovuto suddividere un po' meglio le sue forze. Avrebbe potuto ottenere di più. L'unica consolazione è che non c'è la Norvegia, è pazzesco. Adesso andiamo per l'ultima, per oggi. Andiamo da lei. Vai, raga. Questa è la sua partenza. Vediamo in che forma si presenterà oggi. Quarta prova di biathlon per il primo giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina. Concentrazione massimale adesso. Ho già buttato via 3 medaglie. Sta dando il meglio di sé. Lo si vede. Il pericolo è ovviamente che alla fine resti senza fiato. Concentration. Sta mantenendo adesso un ritmo elevato. Speriamo che tenga anche la sua condizione. Ho fatto veramente una linea perfetta. Adesso si passa al tiro da posizione sdraiata. Il primo è andato bene. Ottimo! Adesso un altro. Ah, senza errori riprende la Stai gara. buono. Stai buono. Devo usare un po' di più. Buon ritmo adesso. Dai vecchio Cume. Questo è il Cume che vogliamo. Sì, il suo tempo intermedio è eccellente. Errore. Mamma mia, sei impestatissimo. Se voglio una medaglia devo sparare più veloce in piedi. Bene, ed adesso il campo, alla seconda sessione di tiri. Ah, 3 centri. No. Continua così. No. un errore al poligono, una buona base per la corsa. Una base per... Che peccato. Peccato che... Vabbè, no, stiamo zitti, non è ancora detto.
mai fatto 0 medaglie il primo giorno, comunque, quindi non posso permettermi 0 medaglie. Purtroppo qui non ha potuto dimostrare tutto il suo potenziale. Ci si poteva aspettare di più. Primo, ragazzi. Mamma mia, Canada, Italia, Giappone. Cioè, pazzesco, pazzesco. Siamo anche fortunati. Canada. Sia davanti ai televisori. Vai. Che partenza orribilante. Una partenza molto lenta. Sì. Quella Germania c'ha la Germania qua il bonus. Germania, Silittino e Bob. Il tempo intermedio. Peccato. Catastrofa. Riusciamo a beccare un bonus, si può spiegare bene. Il tempo? No, sarà difficile recuperare il ritardo. Oh, non sembra molto efficace. No. Direi in questo tempo Un posto sul podio è molto difficile. Impossibile, direi. Beh, fiore incredibile. Becca la Norvegia l'argento qua. Cioè, Giappone, oro. Stiamo le Olimpiadi finora più strane della history. Norvegia, argento. Finlandia. Così adesso spiego un attimo. Facciamo un esempio, la Germania è il bonus. Germania arriva seconda. Automaticamente prima, quindi si becca il primo posto e anche il secondo di piazzamento. Il Giappone comunque l'oro del Giappone comunque rimane, il bronzo della Finlandia comunque rimane, quindi questo diciamo è in soldoni. Il comportamento dei tifosi di tutto il mondo è molto leale e sportivo. Una vera atmosfera olimpica quella che stiamo vivendo. Non si poteva desiderare di meglio. Quindi le medaglie sono da rivedere, cioè sono andato. Non è una bella velocità di avviare. Un tempo intermedio migliore rispetto al primo passaggio. Devo cercare le bande. Ha toccato solo leggermente la banda. No. Il bob tocca la banda. Molto male. Non sono le mie discipline queste, lo so. Altra collisione. Male. Vediamo se il tutto confermato. Per me è una vera e propria delusione. Il Giappone, Norvegia e Finlandia che è confermato. Total disastro. Gli italiani incitano i tifosi di tutte le nazioni. Sì, ma adesso sicuramente si faranno sentire molto forte. Ah, fantastico come iniziano la gara. Quasi impossibile fare meglio. Partenza stupenda. Il tempo intermedio straordinario. Stai buono. Silenzio. Un leggero tocco della banda. Tempo intermedio. Peccato. Perdona niente sul livello. Ancora una volta la banda. Sì, non è stata una mossa pulita. Sì,
Eccezionale! Per questa prestazione non si può che congratularsi con tutti e quattro. Sì, complimenti ai ragazzi. Nuovo design Germania. Cazzo, secondi. Attenzione, non c'è la Germania, incredibile. Però c'è la Norvegia, ce ne sta cambiando l'Olimpico. La prossima a partire sarà l'Italia. Una velocità di rincorsa fantastica. Sì. Nel tempo intermedio è già riconoscibile un miglioramento. Sì, sì. Oh, è divertente vederlo in gara ed il tempo intermedio premia questa splendida corsa. No! Un leggero contatto sulla banda. No, l'erroraccio ancora. Sì, però molto veloce. Buono, buono, queste medaglie. Tempo eccellente, tempo eccellente. Le medaglie. It's a gold medal, silenzio. C'è oro su Mafio, incredibile. Bob Oro. Boboro. Che godo, Boboro. Ottimo. Austria argento, Austria ragazzi, partita boh, l'Austria che è la trasformazione nazionale in Norvegia bronzo. Mamma mia. It's incredible, it's incredible. Ansia davanti ai televisori. Vai raga. Questo è stato il segnale di partenza per lui. Fondo anche più difficile del biathlon, anche qua sempre Norvegia al bonus. Uno stile molto forte. Ma deve organizzare molto bene la sua gara. Ma l'oro Boboro fiori. Incredibile oro. Una disciplina che non è la mia disciplina. È molto di più il biathlon, ma non si è visto. Adesso un ritmo molto elevato, molto forte. Ora si spinge. Per capire l'intertempo. Il tempo intermedio è buono. Ho visto di meglio in carriera, eh? Calma che possiamo comunque recuperare, il tempo c'è. Una salita dura, impegnativa. Non posso permettermi. Controllare la forza, a volte mi sbaglio, tracciato tra virgolette, vado fuori dalla linea ideale. Però a occhio non sto guadagnando su quello davanti. Il tempo? No, sarà difficile recuperare il ritardo. Malissimo ragazzi, malissimo. Sta facendo dei tempi molto buoni. Sì, è molto veloce, ma mi chiedo come farà a mantenere questo Dove mi ritmo vedi per veloce, tutta la amore mio? gara. Il mio miglior tempo, sì, personale. Non conta molto. Difficile in fondo capire dove posso spingermi.
Ma nessuno che fare lo sprint finale. Vabbè, non so, a fondo non è una disciplina dove vado benissimo. Il suo tempo lascia molto a desiderare. Sì, lo so. Un posto sul podio per lui non sarà proprio più possibile. Polo finlandese. Ok. Svizzera, argento, la Svizzera. Ok. Abbiamo l'italiano. Si parte. Prima prova di fondo, malissimo. Però la Norvegia, ragazzi, per qualità, perché è chiaro che il bonus deve essere se c'è la vaccinazione, che posso sempre crearmela io, se no la Norvegia vince sempre. E ha già tipo 12 ori. Sta andando di culo, non essere sinceri. Bisogna usare un po' di più. È molto forte. Sì, adesso ha un buon ritmo. Bisogna spingere di più. Falso piano. E piano ovviamente devo sprintare. Se vado normale non porto a casa niente, devo spingere. Affronta la gara con tutte le sue forze. Non credo che possa resistere a lungo. Vai buono, si porta una sfiga. Buon tempo intermedio. Adesso dipende da lui nell'ultimo tratto. La chiesetta è importante, la chiesetta. Sembra già un po' stanco. Non so stanco. No, devo capire quali sono i punti dove posso scattare di più. Qua per esempio devo andare oltre un po'. Dai che ci siamo. Stiamo sicuramente migliorando, secondo me. Non lo so. È un po' difficile da capire. Un tempo intermedio valido. Sì, Nella sì, media meglio di direi. prima. Non sembra del tutto in forma. So copà qua. Recupera per amore. Devo prendere tutta. Non lo so, posso aver peggiorato alla fine, Bisogna vedere che i tempi degli altri, ma ero quinto perché gli altri l'ha fatto cagare, cioè. No, devo arrivare molto meglio se voglio portare a casa medaglia. Era prevedibile. Mi sono stancato troppo. Settimo. Attenzione, oro olandese. Sembra buono, sembra buono, sembra buono. Dai. Mettiamo pressione a Lefebvre. Lefebvre. Vabbè, adesso me la spazzano via, ovviamente. Tutto un gioco così, ragazzi. Devo capire però bene perché ho fatto un test e ho perso la partita e non ho ben capito il perché. Vai ragazzi. Forte, lo tirava troppo forte, forse. No, va bene, dai, va bene, va bene, va bene. Godo.
Godimento lento. Vai. Vediamo se lo piazzano o buttano via. Siamo pari per il momento, eh? Sì, penso. Dai. Sublime. Vabbè. The perfect shot, ragazzi. Si gode. Si gode a cannone qui. A Milano e Cortina. Qua, questo sì, il bel colore. Ciao. Vieni sullo stadio. Ora il minchiotto. Bravi loro. Peccato. Ci giochiamo tanto qua, Dai qua. Muovite. No, la tocca. Basta, ho perso. Pip. Primo round 2-0. Recuperare è quasi impossible. Giochiamo in difesa anche noi, facciamo un po' le porcate. Mettiamo giocare, proviamo, dai tanto. Qua ragazzi, se perdo subito mi do un bonus anche di velocità e mi becco il bronzo con l'altra perdente, ecco. Perché sono in casa, qualcosa devo avere. No, cioè, capito che solo il mondo ha i bonus, io no, però. Bello sto. Non è servito a molto, Ah, non vale quella. Devo capire un po' le regole, vabbè. Allora. Però dopo che sboccia, sti qua non sbaglia mai. Sì, poi non conosco bene le strategie di gioco, quindi è normale mica pro. L'è un po' dura. Chiaramente devo ottenere un punto e poi, tra virgolette, difendere quel punto. A parole è semplice. Una specie di bocce, praticamente, non ho mai giocato a bocce. Ecco. E comunque 2-0 non lo recupero. Vai. Troppo poco. Troppo poco. Che partita, signori. Adesso devo tirare una mina, fiori, devo tirare una mina. Allora, proprio dritto per dritto. Vai. E speriamo. Ma non basta. Comunque l'ultimo tiro è francese e salutiamo con un bronzo. Un bonus bronzo, dai. Vediamo chi si becca l'oro iridato. Bello, bravi, cioè, è un tiro anche semplice per loro. 3-0, umiliati.
Me la fa fare, ma devo sapere chi vince. Secondo... aspetta un attimo. Raga, me la sto giocando, fanculo il bonus, devo imparare. E vinco il primo end. Calma. Vediamo le ultime due. Sono messo non male, ragazzi. Calma. Buttiamole fuori tutti e due se riusciamo, dai. Goto. Calma. Calma che posso beccare la medaglia. Manca ancora due all'Austria, una all'Italia, dai. Altro che bonus, noi giochiamo tutto, certo che è chiaro che se no mi spaccano via tutto. Vediamo. Bah, non sono preoccupato. Non sono preoccupato. Abbiamo un bel vantaggio, sto capendo. Dai Cuba. Questa è la mia ultima e poi tocca a loro, ovviamente. Sì, va bene così, mi va benissimo così. Me ne devi togliere due e ho già un punto di vantaggio. Questa è vinta, salvo miracoli. Mi porto a casa il bronzo. Porto a casa il bronzo, so capito, mi porto a casa il bronzo. E questo è un bronzo che vale tanto perché è una disciplina dove sono veramente una pippa atroce. Forse però quello vale di più? No, ho vinto io. Più vicino però. Infatti. Conta quello. Quindi? No, ci ho sperato. Quindi ero sicuro. Invece no. Conta sempre quella più vicino. Sì. Ciao. Ha fatto la perfezione. Devo fare un miracolo sportivo. Il miracolo sportivo non riesce. Boh. Vinco io? Non ci credo. Godo. It's a bronze medal, signori. It's a bronze medal. E vince l'Australia. Salutiamo la France. E si gode. Raga, andiamo per il medagliere. Ragazzi, medagliere olimpico già particolare con la Norvegia, 0 medaglie il primo giorno, incredibile. Noi solo una, anche noi sotto media. L'Austria per il momento è in testa con un oro, 2 argenti, 0 bronzi, 3 totali, ma manca ancora una vita. Il calendario, allora abbiamo pattinaggio 1, 2, 3, 4, madonna, abbiamo praticamente pattinaggio all'università 5.000, 3.000, 1.000, tutto a Vancouver, ok? Poi abbiamo il curling ancora che mi sono proprio divertito, trampolino a squadre, Vancouver, e short track a sempre su Winter Game, quindi molto pattinaggio fondamentalmente, un sacco di pattinaggio. Bene. Norvegia però beffata in maniera un po' atroce. Raga, un saluto al comandone, il primo giorno è andato, medagliere comunque già tante nazioni, ma già colpi di scena con Norvegia e Italia ampiamente sotto media. Raga, alla prossima. Ciao! Occhio agli Stati Uniti. Raga, ovviamente piccola postilla, stillettino a squadre. Va, nel giorno 2 per rendere... se no il video, ciao. Un video sopra i 50 minuti, sinceramente, un po' troppo. Quindi slittino a squadre a causa maltempo, slittato il giorno 2. E anche là è sempre favorita con il bonus, la Germania. Raga, un saluto al comandante veneziano, ci becchiamo di nuovo con la giornata numero 2, con in più, appunto, lo slittino a squadre. Ciao!